La comunità sarda, che è molto attiva nel Biellese, ha inaugurato a Pettinengo il Museo delle Migrazioni, un'occasione per celebrare la festa nazionale del riscatto sardo, Sa Die de Sa Sardigna. In esposizione anche l'opera di Francesco Ciusa, la madre dell'ucciso. Il servizio è di Brunella Mascarini. I colpi a salve dei fucili per sancire la solennità del momento. L'inaugurazione a Pettinengo, comune biellese al confine con la Valle Mosso, del Museo delle Migrazioni, allestito in un edificio donato da una famiglia del posto alla regione autonoma di Sardegna, in ricordo della sommossa popolare del 1794. La comunità sarda è una presenza importante nel Biellese con i suoi 6.200 residenti, di cui circa 2.500 nel capoluogo di provincia. A dare il benvenuto ai visitatori nel museo la statua in marmo La madre dell'ucciso di Francesco Ciusa, un'opera d'arte di riferimento per la comunità sarda che si credeva perduta. Si era persa traccia di questa statua in marmo. Ecco, la statua in marmo che è stata trovata proprio qui in provincia di Biella. Sì, pochi chilometri da qui. È una villa privata, una villa sontuosa, una delle principali della collina biellese, che è la Villa Malpenga. Bene, era custodita in questo parco. Chi vuol vedere la statua dell'ucciso in marmo, la coppia che tutti cercavano e che nessuno trovava, la può vedere fino a ottobre, tutte le domeniche dalle ore 15 alle ore 18 qui a Pettinengo. Per l'occasione, sempre a Pettinengo, si è riunito il Consiglio federale delle associazioni sarde d'Italia. Una giornata molto importante perché è un circolo sardo, il circolo sardo di Biella, inaugura a Pettinengo il Museo delle Migrazioni, non solo della migrazione sarda ma anche delle emigrazioni delle altre regioni italiane, dove noi esistiamo come circoli, esistiamo in 10 regioni d'Italia, siamo in quasi tutte le province di queste regioni e rappresentiamo i sardi fuori dalla Sardegna.